3, 2, 1, via! Sono con... No, sta registrando. Registrando? Sì, siamo live. Un saluto da Dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia, e un mio conterrone della Sardegna, Giovanni. Quanti anni hai? Oh, te lo dicono. 81. 81, è venuto dalla Sardegna a trovarmi, nonostante gli scali aerei, davvero. il Covid, tutto. Eppure veniamo qui. Questo ragazzo che c'è qui dietro ha fatto questa roba che vedete a monitor, che è una cosa che tu in 81 anni non hai mai visto. Questi qua a monitor sono i miei denti, te li faccio vedere. Questi sono i miei denti e Livio, il ragazzo che c'è qua dietro, li ha scannerizzati, perché c'è un paziente che mi dice sempre dall'anno scorso che ha messo gli impianti che gli piacciono i miei denti. E gli ho detto: scusa, facciamo così, scannerizziamo i miei denti col computer e li andiamo a montare sopra i tuoi impianti che hai messo. Così abbiamo un'altra copia dei denti di Dottor Palmas in giro per la Sardegna. E con il robot li andiamo... fatto, non l'avete fatto? Lo dobbiamo fare adesso, questo è il progetto, questo è il progetto 3D e adesso lo andiamo, questo progetto 3D, a produrre in fisico con il robot. Qui vedi sotto per esempio gli impianti dentali che sono stati posizionati. Questa è l'arcata antagonista, i denti di sotto, vedi che come sono questi? No, questi sono attaccati sopra gli impianti dentali che andranno a supportare questi denti. E questo è un qualcosa che un tempo non sarebbe potuto essere fatto, praticamente questo è quello che si può fare oggi con il computer, andare a fare persino un trapianto di denti da un donatore che ha i denti perfetti o quasi. Perché si può? Tutti i miei, certo, però invece che staccarmeli me li scannerizzo e te li faccio uguali. Assurdo, vero? Li vuoi anche tu i denti uguali a miei? Oh, per me. Ehi, un saluto da Dottor Palmas ciao. E da Giovanni qua dalla Moldavia, da Chisinau, l'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, dove ogni anno ricostruiamo più di 4.000 arcate di pazienti che hanno perduto completamente i denti. E questo che vi ho fatto oggi è un video per farvi vedere le potenzialità della tecnologia, quello che si può fare. Possiamo andare a caricare sulla bocca del paziente o forme di denti che già esistono, oppure possiamo fare un trapianto di denti dal vostro dottore preferito, dal vostro figlio, dalla vostra figlia. L'anno scorso abbiamo fatto il trapianto di denti figlia madre. Così ha scelto vedere così. Lei ci diceva sempre, la figlia gli diceva sempre che aveva bei denti, mamma c'hai bei denti, ho detto fai una cosa, vieni con tua figlia e ti facciamo i denti uguali a tua figlia, al donatore. Ciao ragazzi!